Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Buon 1° settembre amici dell'oroscopo, è tempo di rimettere il piede in pista anche in questo nuovo mese. Noi ci facciamo accompagnare dalle stelle di Radio.0 per ricominciare al meglio e quindi iniziamo subito e partiamo dall'Ariete. Per voi settembre inizia un po' in sordina per colpa della luna in Cancro che probabilmente non vi darà un attimo di tregua per qualche giorno. Alcune emozioni nascoste potrebbero venire alla luce e creare scompiglio, ma voi saprete reagire al meglio. Toro, la sintonia con alcune persone si fa più evidente e voi vi sentite molto ispirati. La luna in sestile inoltre al vostro segno vi darà una gran mano in questi giorni. Non frenate gli input positivi ma accompagnateli cavalcando l'onda verso la direzione voluta. Gemelli, alcune affermazioni avrebbero fatto impensierire qualcun altro, ma voi siete troppo presi dalle vostre faccende per le altre preoccupazioni. Non date peso a ciò che vorrebbe portarvi fuori strada, le negatività non devono essere nutrite. Cancro, con la luna nel vostro cielo e la dissonanza con Mercurio, la vostra sensibilità unita al nervosismo potrebbe essere un mix davvero esplosivo. Trovate i vostri spazi personali in cui nessuno dovrebbe interferire, ne avrete proprio molto bisogno in questo periodo. Leone, anche se non tutti sembrano propensi a seguire i vostri spunti, non vi perdete d'animo e alla fine dimostrerete gongolando che avevate ragione. Qualche minuto di riflessione è d'obbligo oggi, soprattutto se dovete prendere importanti decisioni non rimandabili. Vergine, alcune intuizioni arriveranno giusto in tempo grazie alla luna in Cancro e vi aiuteranno a barcamenarvi anche in territori sconosciuti. Qualcuno richiede un piccolo aiuto, concedetelo senza indugio, se potete fare del bene è meglio. Bilancia, non riuscirete a gestire tutte le situazioni oggi, complice anche la quadratura lunare con Mercurio, prendere il toro per le corna è molto complicato. Rimanete un po' in disparte senza esporvi troppo, la vostra immagine non ne soffrirà più di tanto. Scorpione, intrigati dalla luna in Cancro potreste dimenticare le promesse fatte in passato, meglio tornare sui vostri passi prima di cacciarvi nei guai. Troppa baldanza alla fine si potrebbe rivelare dannosa, volate basso e non rischierete di cadere vistosamente. Sagittario, la voglia di fare è davvero tanta, ma forse le energie non sono all'altezza. Poco male, cercate di fare una selezione in base all'importanza. Dovrete combattere contro di voi per realizzare che vi serve un appoggio, non c'è nulla di male alla fine. Capricorno, l'opposizione lunare renderà difficili le trattative per un contratto, specie se credete che il vostro interlocutore se ne stia approfittando. Non rischiate di prendere un granchio, occorre il parere di un esperto a un certo punto, anche se questo vi costerà caro. Acquario, anche se dovrete improvvisare, nessuno riuscirà a cogliervi impreparati. Buon per voi, questo vi favorirà, ma aumenterà anche le aspettative. Certamente perfezionisti come siete, puntate solo al top. Non sempre però si può raggiungere, ricordatelo. E chiudiamo infine con i pesci. Anche se le ferie sono purtroppo terminate, tornare al lavoro non vi pesa più di tanto. Se poi amate ciò che state facendo, allora è ancora più facile. Non vi accontentate dei risultati iniziali, con un po' di pazienza ne conquisterete sicuramente di migliori. Ed è tutto quindi anche per questa prima giornata di settembre dalle nostre nuove stelle del mese. Ci risentiamo domani con tutte le novità, intanto una buona giornata a tutti e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0